Ancora un grave incidente lungo la strada statale 640, meglio nota come la strada degli scrittori, precisamente alla rotonda San Pietro. Protagonista Rino Lamendola, vicepresidente nazionale del Consiglio degli Architetti, che ha rischiato di rimetterci la vita. Un impatto devastante, tant'è che una ruota è volata in aperta campagna. Il mezzo, come una scheggia impazzita, è piombato contro il muretto della rotonda, battendolo, fermandosi sopra l'aiuola. L'automobilista, ferito, ha avuto la forza di scendere dall'abitacolo e, appena fatti pochi metri, è crollato a terra in una pozza di sangue. Immediato il trasferimento all'ospedale San Giovanni di Dio. Ha riportato diversi traumi sparsi sul corpo ed ora si trova ricoverato in ospedale a Palermo. I medici gli hanno riscontrato un trauma toracico, la lussazione della spalla e un trauma facciale. Guarirà in 45 giorni. La pericolosità nei pressi della rotonda e dell'incrocio con la via ex Nuova Favara è da tempo sotto gli occhi di tutti. Sono tanti, troppi gli incidenti avvenuti dall'apertura di quel tracciato. A metà del mese di agosto scorso un pensionato, Michelangelo Fanara, 84enne di Aragona, residente ad Agrigento, ha perso il controllo dell'utilitaria su cui viaggiava e si è schiantato contro il muretto di recinzione della rotatoria. Per lui non c'è stato nulla da fare. L'ultimo incidente in ordine di tempo, poco dopo la mezzanotte 30 di ieri, è quello di Rino Lamendola, 58enne, nato a Grotte ma residente in Via Geni ad Agrigento. Viaggiava alla guida della sua autovettura, un Audi A4 proveniente dall'aeroporto di Catania, stava facendo ritorno a casa. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Agrigento, giunto sotto l'abitato del capoluogo senza nemmeno accennare una frenata, si è schiantato contro il muretto della rotonda. Al di là dei possibili errori umani, questa immensa rotatoria a tappo sul raddoppio dello scorrimento veloce appare agli automobilisti più come un pericolo che un'agevolazione al traffico.